bentornati nel mio canale. Finalmente si comincia a sentire un po' di primavera nell'aria, e quando c'è la primavera nell'aria che cosa facciamo? Noi che ci piace andare in giro in bicicletta, prendiamo la bicicletta e andiamo a farci male perché siamo stati fermi tutto l'inverno e quindi la prima biciclettata è sempre quella che ci stronca. Quindi ho deciso di fare questo video per darvi uno spunto, un'idea sulle possibili piste ciclabili da fare o itinerari in bicicletta da fare in questo periodo. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. E cominciamo con il primo itinerario che tra l'altro mi è stato suggerito su un video che ho fatto ancora un anno fa, ed è la ciclovia Alpe Adria. Questo itinerario è un itinerario che parte da Salisburgo e arriva fino a Grado per un totale di 425 km circa. Dopo il confine con l'Austria, la prima città che si incontra è Tarvisio, per poi passare a Città, dove vale la pena fermarsi a fare una sosta per intanto provare i prodotti tipici, ma anche per visitare il centro della città, tra cui Venzone, che è una città famosa per la lavanda, Palmanova, che invece è famosa per essere una città a forma di stella, Aquileia, che ha un'area archeologica che è di un'importanza eccezionale ed è anche patrimonio dell'UNESCO, e infine Grado, che è l'isola delle fattezze veneziane, quindi si arriva fino al mare, dall'Austria si arriva fino al mare. Il percorso si snoda in parte sul tracciato della vecchia linea ferroviaria dismessa e non presenta grosse difficoltà, però ci sono alcuni punti dove passa per strade trafficate, quindi è bene prestare un po' di attenzione in quei punti lì. Il secondo itinerario che vi propongo è la ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, quindi passiamo al sud Italia, e vi ricordo anche che tutti i link di questi itinerari ve li lascio sotto in descrizione, così se volete potete andare a darci un'occhiata direttamente. Questa ciclovia è un itinerario di 500 km che passa per la Campania, la Puglia e la Basilicata, ed è un percorso unico alla scoperta dello storico fiume nascosto della Puglia, e un itinerario storico-culturale che permette di pedalare sull'acqua sul più lungo acquedotto d'Europa. Si passa attraverso paesaggi rurali e luoghi suggestivi, in cui si rivela la forza evocativa della macchia mediterranea e dei trulli pugliesi. Recentemente è stato ristrutturato migliorandone la pavimentazione, infatti adesso questo percorso si può fare con una city bike e sono presenti anche molti punti di ristoro e anche accoglienze. Il terzo itinerario che vi propongo è la ciclovia Sesto Calende, spero di averla pronunciata giusta. Questo itinerario parte da appunto Sesto Calende, che si trova sul Lago Maggiore, e arriva a Milano attraversando il Parco del Ticino e deviando sul Naviglio Grande. L'itinerario si può percorrere tutto l'anno e si tratta di un percorso quasi interamente asfaltato e pianeggiante lungo 80 km. Inoltre è ben collegato con i mezzi pubblici. Una volta arrivati a Sesto, infatti, si può tornare a Milano in treno, e per chi non abitasse in quella zona lì i mezzi non passano ogni 3 ore, però passano ogni 15-20 minuti, quindi sono molto ben forniti. Inoltre questo itinerario si può, volendo, prolungarlo fino a Pavia. Quarto itinerario, il sentiero della Valtellina, che è la pista ciclabile che collega Bormio al lago di Como. È un percorso lungo 114 km a fianco del fiume Adda, e lungo questo itinerario, che è completamente immerso nel verde, è possibile scoprire a un ritmo lento, un ritmo slow, i piccoli borghi e le bellezze paesaggistiche e naturali della Valtellina. Sono presenti anche molte aree di sosta attrezzate e tantissimi punti di noleggio bici, infatti si può fare anche per chi non ha una bicicletta di proprietà, si può andare lì, noleggiare una bicicletta. Ci sono molti punti che lungo tutto il percorso possono noleggiarti la bicicletta e permetterti di percorrere anche solo un pezzettino. E per ultimo la rete ciclabile dei Trabocchi, che è un itinerario che si chiama in realtà la Via Verde della Costa dei Trabocchi e percorre uno dei tratti costieri più suggestivi d'Italia, seguendo praticamente l'ex tracciato di una ferrovia adriatica. È un percorso di 50 km, quindi si può fare anche in una giornata, in una mattinata. Sono interamente ciclabili, tranne alcuni tratti che si possono fare alcune deviazioni per poi tornare dove c'è la ciclabile, e si dispiega su 9 comuni. La particolarità di questo percorso è che le spiagge dove si affaccia questa ciclabile sono dei trabocchi abruzzesi, ovvero le macchine da pesca in legno che sono caratteristiche di queste zone. Quindi ragazzi, spero che almeno uno di questi itinerari vi sia piaciuto. Se avete altri suggerimenti di itinerari in bicicletta da fare in questo periodo, scriveteli pure qua sotto nei commenti. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!